Ai reporter sì e no, una buona giornata, gentili telespettatori, bentrovati ad un nuovo appuntamento con i programmi del gruppo editoriale TV7. Il tema di questa settimana è un tema particolarmente d'attualità che sta creando anche una certa discussione e una divisione all'interno dell'opinione pubblica. Noi cercheremo di fare un po' di chiarezza su questo. Il tema, lo vedete già in grafica, è la sospensione dei sanitari cosiddetti Novax. Faremo un po' di chiarezza, cercheremo di affrontare il tema con Sonia Todesco, segretaria della funzione pubblica della CGIL del Veneto. Buongiorno. Buongiorno a voi. E buongiorno anche a Paolo Alonge del Movimento 3V, nonché candidato sindaco di Torino. Quindi buongiorno anche a lei e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a tutti e ringrazio e saluto i radiospettatori. Allora, facciamo un po' di chiarezza sul tema, magari anche per i telespettatori che non sono molto aggiornati, insomma, per quanto sia obiettivamente un po' difficile non esserlo, visto che veramente il tema ormai è di assoluto dominio pubblico. Di fatto per i sanitari c'è l'obbligo di vaccinazione contro il coronavirus. Di fatto potrebbero già partire le sospensioni per i sanitari che non sono vaccinati, però nei giorni scorsi insomma aveva creato un po' di polemica la frase del presidente Zaia, che aveva detto: noi vorremmo partire con le sospensioni, non possiamo farlo perché al momento non ci sono sostituti, per così dire. Poi ovviamente Zaia è tornato sul tema, ha in parte ritrattato, però insomma il tema che noi vogliamo affrontare è proprio questo, cioè è corretto sospendere sanitari non vaccinati contro il coronavirus. Todesco, comincio con lei, la vostra posizione, la sua posizione nel dettaglio qual è? Allora, diciamo che dobbiamo fare una premessa per essere molto corretti, cioè che ci stiamo confrontando con una norma di legge, cioè una norma dello Stato. Qui le opinioni, soprattutto in questa emergenza molto complicata da gestire, è chiaro che siano diverse ed articolate, e questo fa parte del genere umano. Certo poi che come diciamo rappresentanti o di istituzioni o rappresentanze sindacali o rappresentanze degli ordini professionali anche che sono intervenuti, poi dobbiamo prendere in mano una norma di legge e cercare di applicarla e applicarla come è scritta. Quindi al di là diciamo delle posizioni individuali, questo è il compito che noi dobbiamo fare. Chiaro che tutta la situazione per come si è articolata è molto complicata. La nostra posizione credo sia molto chiara, sia sul tavolo regionale che sui tavoli aziendali di tutte le aziende sanitarie del Veneto, che è quella di salvaguardare al 100% sia retribuzione che diciamo lavoro per tutto il personale sanitario e di interesse sanitario che per problemi di patologie personali o perché ha già avuto il Covid e quindi non si vaccina prima dei 6 mesi o per altre difficoltà previste dai commi dell'articolo 4 del decreto 44, diciamo queste persone vanno tutelate, ma lo stiamo già facendo, lo abbiamo fatto da aprile e lo abbiamo fatto ultimamente sul tavolo regionale, cioè la garanzia massima per queste persone. Le altre che sembrano numeri molto, diciamo, molto più bassi di quelli che appaiono sui giornali, perché ricordiamo che i 18.000 che il Veneto ha pubblicato sono dati molto sporchi, chiamiamo così. Infatti noi abbiamo fatto un accesso agli atti chiedendo insomma i numeri veri divisi anche per commi rispetto al decreto, no? Cioè chi non può vaccinarsi, chi ha avuto il Covid, le cose che dicevo prima, e poi infine i numeri reali di chi invece rifiuta la vaccinazione, che per diciamo, le informazioni che abbiamo noi da dentro le aziende sono numeri molto limitati, moltissimo limitati. Certo. È chiaro che rispetto a queste persone va applicata la norma, cioè non è che possiamo fare tanti discorsi, questo è quello che ci impone una norma di legge.
Alonso, coinvolgo anche lei, ovviamente al di là del caso Veneto che magari lei non conosce perché essendo di stanza per così dire in Piemonte, insomma il discorso che ci interessa in questo caso al di là del caso specifico è ovviamente un discorso di carattere generale. Ecco, secondo lei è corretto intervenire con una sospensione per un sanitario che rifiuta il vaccino contro il coronavirus? Allora, come diceva la dottoressa Todesco, io concordo sul fatto che va salvaguardata la salute di tutti coloro che per qualche ragione, per patologie, non si può vaccinare, per cui ci sono delle patologie che effettivamente non lo prevedono. Il fatto è che queste patologie sono molto spesso silenti e allora in assenza di screening preliminari, io ritengo che non ci sia quella sicurezza nell'applicare pedestramente una norma che poi può nuocere alle stesse persone. Voglio dettagliare meglio questa parte qui. È vero, c'è una norma. Il concetto è che questa norma deve far parte di una gerarchia, no, legale, quindi c'è un ordine di importanza, no, di leggi, diritti nazionali e internazionali che non può essere trascurata. Il fatto è che il legislatore non credo che abbia, come dire, preso bene la mira, come avviene per tante leggi, non voglio dire soltanto di questa in particolare, però in questo caso è sicuro che non ha considerato come i diritti della persona e non soltanto sanciti dalla nostra Costituzione, ma anche da diritti internazionali, e parlo del Trattato di Oviedo, di Belmonte, di Helsinki, e di tutti quei trattati che molto spesso le persone non conoscono, non ne conoscono neanche l'esistenza, non possono essere così messe da parte spingendo una vaccinazione coatta. Anche qui, effettivamente, se ci fosse un vaccino super collaudato, quindi sicuro, con dei trial clinici veramente importanti, e allora magari se ne potrebbe anche parlare e comunque dovrebbe rimanere la scelta legittima del diritto di cura della persona. Perché non si tratta soltanto di applicare una regola che molto spesso viene discussa, no? Come per dire c'è l'obbligo di indossare la cintura, allora ecco che tutti coloro i quali no, non la indossano sono passibili di una sanzione. D'accordo, quello, bene o male, può ragionevolmente, siamo tutte persone ragionevoli, fino a prova contraria, essere preso in considerazione e dire è per la mia incolumità e può essere fatto. In questo caso c'è un vaccino sperimentale, sicuro, un serogenico sperimentale, così come lo chiamano dei ricercatori di livello internazionale, che non dà delle garanzie. Quindi la posizione dovrebbe essere quella di cautela, così come sancito dal codice deontologico medico. Il principio di precauzione deve essere messo in atto in primis dai medici e poi dalla persona e soprattutto dal singolo, perché i diritti della persona non possono essere violati da diritti neanche della collettività. Questo, anagrammando l'articolo 32 della Costituzione, viene detto chiaramente, e parlando di appunto dei trattati di Oviedo, di Belmonte ed Helsinki, viene detto chiaramente che non si può fare sperimentazione, quindi deve essere volontaria. In questo caso assistiamo a come dire, una coercizione di questo tipo perché si dice siamo in emergenza, per cui l'unica cosa è il vaccino. E anche questo non è proprio così, secondo molti scienziati, perché effettivamente ci sono delle cure che possono essere fatte a livello preventivo e noi, di Tribù soprattutto, che siamo per la libera scelta, diciamo queste cure avrebbero dovuto trovare spazio. E invece si è trattato di medici, che sono circa 10.000 ormai in Italia, che curano gratuitamente in fase preventiva dalle prime fasi del Covid e hanno proprio sancito che non c'è nessun rischio per la persona. La interrompo un attimo, Presenza di Alonso. Sì. cure
La interrompo un attimo, Alonge, e torno a coinvolgere Sonia Todesco. È una coercizione anche secondo voi questo obbligo vaccinale messo di fatto al momento solo per i sanitari, o comunque la vostra posizione è che si tratti di una situazione che va considerata tale perché ovviamente appunto la situazione è tale che insomma sia necessario poi anche porre un obbligo, soprattutto per una categoria estremamente a contatto con pazienti fragili come quella dei sanitari? Ora, diciamo che io intanto non ho le competenze mediche del dottor Alonge per entrare in una disquisizione, diciamo, clinica sulla portata, sulla validità dei vaccini, quindi io non mi addentro in cose che non so. La nostra posizione è che se il Parlamento è arrivato a legiferare in questo senso è perché la valutazione che si è fatta era che in quel momento lì, come lo è anche tuttora, era necessario il governo di un'emergenza e che il governo di un'emergenza purtroppo non lascia molte strade, insomma, da percorrere, e soprattutto non lascia questa, diciamo, questa assenza di interpretazione sul bene collettivo e una valutazione di posizioni esclusivamente individuali. Cioè la scelta che è stata fatta è stata quella di contemperare dei diritti con le difficoltà della portata di quando si fanno queste operazioni. Allora, la Corte Costituzionale più volte ha sancito e interpretato l'articolo 32, no, della nostra Costituzione, cioè che l'obbligo vaccinale, in questo caso, visto che parliamo di vaccinazione, un trattamento sanitario obbligatorio, sia una disposizione che la legge deve prevedere, cioè serve un'apposita legge che disciplini questa obbligatorietà. E l'articolo 32 è stato studiato e demandato, diciamo, l'obbligo a una legislazione specifica proprio per tutelare la libertà individuale e contemperarla con la libertà collettiva. Ora, qui io non sono un costituzionalista, sono una sindacalista e basta, però leggo che diciamo, viene garantito questo equilibrio tra l'individuo e la collettività, anche ad esempio fosse solo nella determinazione della tempistica di questo obbligo, che ricordo è valido fino al 31 dicembre di quest'anno. Ecco, non è un obbligo senza limiti di tempo. Infatti la Corte Costituzionale sottolinea molto bene che uno dei requisiti per per essere accettabile un obbligo è che non sia duraturo nel tempo e che quindi sia legato ad una contingenza specifica. Io mi limito a dire che questa è stata la strada che il legislatore ha scelto per rendere più veloce ed efficace il controllo dell'emergenza. Noi abbiamo una risposta importantissima dei lavoratori, perché dobbiamo sottolineare che i lavoratori hanno risposto in maniera molto positiva a questo obbligo, diciamo, anche con tutte le titubanze del caso. Guardate, non è che qui, cioè, certo, il dibattito è montato, immagino. Il dibattito è montato, però noi abbiamo una stragrande maggioranza di persone, di professionisti, di sanitari che hanno aderito alla vaccinazione senza polemica, diciamo così, perché hanno capito che purtroppo non è che al momento esisteva una grande alternativa e che quindi veniva chiesto anche questo passo di responsabilità individuale nella gestione di questa emergenza. Certo, con tutti i pericoli che abbiamo di fronte, cioè quello, io sento, delle dittature sanitarie, cioè abbiamo tante difficoltà da affrontare. Certo che bisognerebbe capire quali sono le alternative spendibili su larga scala, perché qui non è che possiamo andare a distinguere, no, caso per caso, servono provvedimenti che, cioè, abbiano un ampio respiro, un'ampia possibilità di successo. Dentro al nostro mondo, il mondo sanitario, nelle nostre aziende, abbiamo anche i lavoratori che non vogliono vaccinarsi ed è legittimo che abbiano anche questa posizione, cioè
il tema individuale di non volersi vaccinare ha anche delle motivazioni, cioè, rispettabilissime. Non è che noi siamo qui a prendercela col lavoratore che non vuole E vaccinarsi. allora perché chiedete la sospensione di chi non è vaccinato? No, non è che la chiediamo noi, è la legge che lo prevede, cioè è la legge che prevede che nel momento in cui il lavoratore rifiuta la vaccinazione, il suo nominativo venga, diciamo, inoltrato all'ordine professionale, perché tutti i professionisti sono iscritti all'ordine, e l'ordine professionale sospenda temporaneamente il lavoratore dall'esercizio della professione. Nel momento in cui il lavoratore è sospeso dall'esercizio della professione, non può più esercitare la professione, quindi è logico che venga Certo. sospeso. Ecco, anche perché, aggiungo una cosa, noi i posti a disposizione, la norma prevede la ricollocazione, no, per il personale non vaccinato. È chiaro che anche qui la precedenza nelle ricollocazioni, perché noi abbiamo chiesto che siano ricollocati tutti i lavoratori, non il 99%, tutti i lavoratori che non possono vaccinarsi, cioè che non possono, per vari motivi che ho detto prima, sottoporsi a vaccinazione. Questi lavoratori vanno salvaguardati in tutto e Sì, per tutto. qui penso che il tema sia più relativo a chi per libera scelta, diciamo, forse no, La libera preferisca non scelta dice vaccinarsi. no, io non voglio vaccinarmi, cosa dobbiamo fare? Non possiamo che applicare la legge, vero? Cioè le aziende non è che possono inventarsi delle soluzioni alternative, devono applicare la legge. Se voi avete visto, gli ordini professionali sono scesi con una nota rivolta al presidente Zaia, no? Un paio di giorni fa, dicendo dobbiamo applicare la legge, ma non è una questione di cattiveria o di puntiglio o di averla con qualcuno, è che se noi teniamo la barra ferma sulle norme, sul rispetto delle norme, riusciamo a dare anche un metodo di misura ai lavoratori con i quali confrontarsi, no? Delle indicazioni con cui confrontarsi. Se cominciamo a sbandare, uno dice una roba, quell'altro pensa che sia giusto un'altra, cioè facciamo su una Si confusione fa confusione. che uno non Certo. capisce più niente, insomma. Allora, che siano chiare le norme, che vengano applicate, e chi non le accetta non c'è alternativa, insomma. Credo, Alonge, che quindi, riassumendo, il discorso sia, beh, se c'è una legge, a questo punto la legge va applicata, no? Lei come si pone da questo punto di vista? Cioè, forse voi contestate più il principio che non il fatto poi della presenza della legge. Ma guardi, io credo che allora siamo qui a discutere in questo modo pacato che a me piace sempre, anche perché ci sono soltanto opinioni a confronto e nessuno ha la verità in tasca, come dico io. Ma poi Però ricordiamo che dovremmo... stiamo facendo informazione, quindi l'obiettivo è anche quello di informare quanto più possibile i cittadini, dare una visione insieme su un tema che ovviamente è molto delicato. Certo, io capisco tutte le posizioni, anche quello della mia controparte in questa occasione. Il concetto è che, insomma, ritengo che sia discriminatorio in ogni caso il fatto di dire ricollochiamo il 99%, non il 99%, ma tutti i sanitari, e questo è sicuramente una cosa pregevole, però la ricollochiamo in un ruolo che magari non è quello che a queste persone è più congeniale. E uno dice, però bisogna anche accontentarsi, no, del fatto che se c'è una norma bisogna rispettarla, già grazie che lasciamo lo stipendio. A noi questa cosa qui non basta, ma per il fatto che se una norma va contro altri diritti internazionali, se il buonsenso, io sono un ingegnere tra l'altro, non sono un medico, però ho approfondito molto e ritengo che nel momento in cui, non so se avete presente, quando si redige una tesi sperimentale, si prendono delle informazioni da varie altre tesi, da vari altri lavori, si mettono insieme e si fa un nuovo sunto di quelle informazioni, che molto spesso non sono dominio neanche del singolo virologo o del singolo medico specializzato in malattie infettive, ma tutti loro sono comunque, come dire, vengono aggiornati, si aggiornano se hanno veramente voglia di fare con dovizia il loro lavoro. Io parlo proprio di buonsenso e senso di responsabilità, e qui vorrei collegarmi. Siamo sicuri che il senso di responsabilità sia quello di accettare passivamente una norma anche se può ledere gravemente anche sulla nostra salute? Ricordiamoci che soltanto in Europa i dati dicono che i decessi correlabili, ripeto, correlabili al vaccino sono circa 17.000. Solo nell'Europa, quindi nei paesi che fanno parte dell'Unione Europea. Ciò vuol dire che, dato che c'è una vaccinavigilanza passiva e non attiva,
questo dato potrebbe essere moltiplicato per 100 e quindi servirebbe a più di 1,5 milioni di decessi correlabili alla vaccinazione. E allora io mi chiedo, siamo sicuri che questa strada sia quella corretta? Personalmente mi sento di condividere lo scetticismo da parte di molti sanitari che dicono, per il principio di precauzione, io ritengo minimo di dover fare tutti gli accertamenti necessari, quindi di vedere che io non sia soggetto a tromboembolie, che io non sia soggetto magari allergico, che non abbia mutazione MTHFR, che non abbia delle altre caratteristiche personali che sono imprevedibili se si va a fare una vaccinazione e ad oggi, ve lo dico io, non è previsto nessuno screening. Al massimo quello che mi risulta, e anche lì consentitemi la battuta, mi sembra che si giochi un po' all'allegro chirurgo. Vi ricordate, no? Che dà il segnale negativo quando si segna il punto sbagliato. Non è così che si lavora in maniera seria. E allora adesso, cioè dopo parecchio tempo che erano state obbligate le vaccinazioni, hanno permesso gli screening perché si sa che c'è la possibilità che una persona che ha contratto il virus in forma asintomatica, una volta vaccinato, possa avere delle complicazioni altro che più lievi, molto più profonde, molto più gravi, fino alla morte. E allora, se si sa questa cosa qui, il fenomeno conosciuto come ADE, bisognerebbe minimo andare a investigare preventivamente. Su quello credo che persone di buon senso dovrebbero concordare. E quindi qual è la mia posizione? L'alternativa qual è? No? Mi chiedeva appunto la dottoressa Todesco. A nostro avviso sono le cure preliminari, quelle che non sono state consentite, quelle che addirittura sono state impugnate nel momento in cui quella, più o meno quelle migliaia di medici hanno fatto ricorso al TAR, lo hanno vinto per fare in modo che le loro cure preliminari, che avrebbero fatto sì che nessun vaccino sarebbe stato messo in circolazione e men che meno reso obbligatorio, avrebbero guarito le persone. E sono in contatto, ho sentito personalmente il professor Cavanna, primario del reparto di oncoematologia di Piacenza, quindi segue i pazienti oncologici gravi, quindi gravemente immunodefedati, e lui stesso a marzo del 2020, non del 2021, quindi all'inizio di tutta questa storia, andava a curare a domicilio e dava un kit di 20 euro di farmaci ognuno per curarsi. Quindi, ripeto, io credo che siamo qui non tanto per cambiare la norma, perché non abbiamo il potere, ma per disquisire anche su quali sono le ragioni, quali siano le ragioni di questi sanitari che in modo responsabile, a mio avviso, decidono di dire la salute è una cosa seria e quindi io non ritengo di avere la serenità e il senso di responsabilità di vaccinarmi perché ho una prole, perché comunque lo devo a me stesso, perché comunque lo devo alle persone con cui vivo. Todesco, lei ovviamente rappresenta un sindacato, di conseguenza credo che abbia un po' il polso della situazione per quanto riguarda il sentire un po' da parte dei lavoratori. Lei ci diceva prima il grosso, la stragrande maggioranza di sanitari alla fine si è vaccinata, ma avete, non so se avete, non dico tanto dei dati, però una percezione se si sono vaccinati la maggior parte veramente convinti sull'utilità del vaccino o solo per evitare situazioni come questa, quindi legate alla sospensione. Ricordiamo anche che le vaccinazioni per i sanitari sono partiti molto presto, quando magari forse di sospensione ancora non si parlava. Certo, certo, perché il decreto, diciamo, lo abbiamo da aprile, convertito in legge, diciamo, a fine maggio, ma le vaccinazioni erano già partite a gennaio. Quindi questo significa che i sanitari, quantomeno la grossa maggioranza, ci credono allora, nella vaccinazione. la stragrande maggioranza dei sanitari si è vaccinata prima del decreto, diciamo così. Poi è chiaro che il decreto diciamo, ha messo come requisito per l'esercizio della professione la vaccinazione, ha dato una spinta ovviamente ai numeri. È chiaro che qui abbiamo un mondo variegato di persone che hanno aderito senza pensare e sono andate a vaccinarsi. Poi abbiamo una percentuale, insomma, di lavoratori preoccupati perché per come per come la comunicazione, diciamo, non poteva che essere così, e quindi con delle paure, insomma, che però sono state superate. E siamo arrivati a numeri veramente importanti di accettazione sulla vaccinazione nelle ultime settimane. Quindi diciamo che questo sentore
di grandi platee di persone, di personale sanitario che contrario, noi non le abbiamo. Certo che ci sono, insomma, sia perplessità. Qualcuno di perplesso c'è, però Longe, allora le chiedo se effettivamente questa grossa maggioranza di sanitari, che comunque sono persone del settore che hanno a che fare con la medicina, ebbene, se questa grossa percentuale di persone ha aderito di fatto, la stragrande maggioranza senza pensarci, senza dubbi, non vi siete un po' chiesti il perché? Cioè c'è stato qualche errore di comunicazione, non è passato tutto ciò che doveva passare? Cioè, qual è la risposta che vi date su questo? Ma diciamo allora, che... Confermo. Sì, tutti e due. Alonge prima, poi le torno a dare la parola a Todesco. Okay. Allora, confermo intanto quello che è stato detto dalla dottoressa Todesco, nel senso che anche a noi risulta che la grande maggioranza dei medici e dei sanitari abbia aderito alla vaccinazione già prima che venisse resa obbligatoria. Quello che però viene detto a noi dai sanitari, che tra l'altro hanno deciso in gran parte di votare Tribù, proprio perché è l'unico partito da cui si sentono difesi in questo momento, almeno poi quelli che hanno richiesto anche il nostro supporto, pur essendosi vaccinati, non erano convinti e lo hanno fatto perché ricevevano delle pressioni importanti sul posto di lavoro. Quindi è vero che c'è stata questa, come dire, questa condotta, ma non era serena nella maggior parte dei casi. Questo chiaramente è la nostra esperienza e non pretendo che sia la norma, ma è un'esperienza a livello nazionale perché, come forse saprete, Tribù è presente a Torino, Milano, Roma, Napoli e le maggiori città italiane, e abbiamo contezza di molte persone che non ci stanno comunque con questo obbligo perché a tutti gli effetti l'hanno vissuto come un ricatto. E già soltanto questa cosa qui è inaccettabile, perché molti hanno sentito delle pressioni tanto forti all'inizio, tanto da dire è inutile che aspetto l'obbligo perché la strada purtroppo è quella, e magari per varie ragioni non avevano neanche la possibilità, il tempo, anche il carattere. Parliamo anche di carattere, perché non è da tutti opporsi a un obbligo, soprattutto se previsto da una norma, seppur c'è di mezzo la nostra salute. E quindi questo è l'analisi che io posso fare. Quindi la mia risposta è che molti non hanno fatto serenamente, molti sicuramente sì, ma non credo la maggioranza. Credo che le persone che abbiano subito siano state talmente importanti che non hanno visto altre alternative. Però Todesco, mi pare che forse questa cosa non vada a rispecchiarsi molto con il sentore che avete voi, invece di un corpo sanitario in gran parte insomma favorevole. Assolutamente positivo e anche direi collaborativo. Poi io, insomma, visto che il dottor Alonge ha più volte pubblicizzato il suo partito, ecco, io sottolineo che non rappresento nessun partito, Certo. cioè, io faccio la sindacalista, la nostra è un'organizzazione sindacale di difesa e di tutela dei lavoratori che cerca di dare un contributo dentro a questa gravissima emergenza nel cercare di tenere anche un po' insieme il mondo del lavoro verso una direzione che sia quella di farci uscire al più presto da questa emergenza sanitaria. Chiaro che al mondo siamo in tanti e che sicuramente una parte, insomma, anche se piccolissima, di persone hanno tali perplessità da essere spinte fino a rifiutare, diciamo, questo obbligo. Noi ovviamente non è che non le rappresentiamo, nel senso che comprendiamo, ma non è che possiamo rappresentare questo mondo come mi sembra faccia il dottor Alonge. Ecco, noi siamo perché ci sia un equilibrio nell'applicazione di questa norma e soprattutto le tutele massime per chi insomma è in difficoltà. Ecco, pensiamo anche ai cittadini, perché io, come ho detto l'altro giorno sui giornali, è un po' complicato parlare di Green Pass per andare al bar a bere il caffè e assumere una posizione di un sanitario non vaccinato nel momento in cui ti somministra una terapia. Cioè ci sono anche degli aspetti che non per niente, insomma, il nostro Parlamento ha pensato di imporre l'obbligo solo per la categoria dei sanitari, cioè al momento non ce l'abbiamo per nessun'altra categoria. C'è in discussione per la scuola, ma si sta tentando, come giustamente il percorso è corretto, di cercare di arrivare a numeri
importanti senza imporre l'obbligo. È chiaro che a un certo punto, se anche qui lo Stato deciderà che la scuola ha una priorità, come mi sembra abbia fatto, e non raggiungeremo i numeri che sono necessari per avere un'immunità di gregge, una possibilità di apertura in presenza della scuola, anche lì assumeranno delle decisioni, voglio certo. dire. Non è che c'è un'alternativa. Poi tutte le disquisizioni personali su cosa si poteva fare, su cosa sarebbe meglio fare, se c'erano alternative, sono questioni che si possono fare, ma non in un dibattito che parla di una legge, secondo me. Cioè, se o parliamo della legge o parliamo delle nostre... Del principio, certo. Di quello che avremmo potuto fare, voluto fare. Cioè, allora sono due, diciamo, piani di discussione tra me e quello del dottor Alonge che non... Che non vanno a collimere, che non coincidono, no, insomma, si parla di due cose totalmente diverse. Esatto, parliamo di due cose diverse, perché io non ho capito ancora se il dottor Alonge invita a non rispettare la norma. Ecco, cioè io questo qui non mi capito ancora. Allora facciamo così, visto che ho praticamente un minuto, adesso Alonge lei potrà rispondere alla dottoressa Todesco così su questa su questo tema che le ha lanciato. Non entriamo in merito di Green Pass perché secondo me ci stiamo un'altra trasmissione, quindi se volete vi rinvito per un'altra volta, quindi non tocchiamo il tema Green Pass anche perché Alonge credo che lei ne avrebbe da dire, quindi lasciamo stare, però magari se vuole rispondere ovviamente a quanto l'ha detto la dottoressa Todesco, veramente in 30 secondi, un minuto perché siamo in chiusura. Ok, allora l'invito è sicuramente a informarsi e che ognuno abbia la libera scelta. Non invitiamo a non vaccinarsi, invitiamo sicuramente a far valere le proprie ragioni e il principio di precauzione di cui parlavo prima. E prima non intendevo fare chiaramente pubblicità al partito, ma a dire perché ho contezza di determinate informazioni e di che livello siano queste informazioni. Voglio aggiungere che non è tanto quello che si poteva fare, ma quello che si potrebbe fare anche oggi con queste terapie che ci sono, che vogliono in qualche maniera emulare con dei vaccini monoclonali che a quanto pare saranno messi in circolazione tra un paio di mesi. E allora perché usare un vaccino monoclonale che è come il plasma iperimmune, che è una delle prime terapie di cui si è parlato all'inizio di tutta questa storia? Insomma, questo lascio la risposta alle persone che ci ascoltano. Grazie allora ai nostri ospiti per essere stati protagonisti insomma di questo dibattito. Speriamo di aver dato un po' un'informazione quanto più possibile ampia e precisa ai nostri telespettatori, pur consapevoli insomma che il tema è veramente molto delicato. Grazie a Sonia Todesco, segretaria Funzione Pubblica CGIL, grazie anche al dottor Alonge, candidato sindaco di Torino, Movimento 3V, quindi in bocca al lupo anche per la campagna elettorale. Grazie, viva il lupo e saluto tutti. Arrivederci a tutti. E una buona giornata a chi i nostri telespettatori. Arrivederci.